Bentrovati, questo è Buongiorno Taranto e adesso, come sempre accade a quest'ora, ci dedichiamo a raccontare la Marina Militare. Questa volta non facciamo un passo nel passato, ecco, non andiamo indietro nel tempo, ma parliamo proprio di stretta cronaca e attualità, perché questo weekend è stato il weekend di Dominate the Water a Taranto, questa gara in acque libere pensata da Gregorio Paltrinieri e ovviamente la Marina Militare è stata anche protagonista. Abbiamo qui con noi Sergio Lavanna, che è capitano di fregata e comandante del Castello Aragonese, nonché dirigente sportivo della Marina Militare. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno Taranto. Il Castello Aragonese ha avuto un ruolo di rilievo all'interno di questa manifestazione, perché è stato un po' il centro, il fulcro delle attività sportive delle varie società degli atleti, una sorta di villaggio, potremmo dire una sorta di villaggio olimpico o quasi, un punto di riferimento, ecco. E al contempo atleti della Marina Militare vi hanno dato anche una bella soddisfazione, perché sono arrivati sul podio. Sì, la Marina Militare ha voluto inviare a Taranto per questa importante manifestazione la propria punta di diamante nel nuoto di fondo, quindi gli atleti del gruppo sportivo della Marina Militare che sono in allenamento, in corso di allenamento e di preparazione per la prossima Olimpiade di Parigi 2024. Ovviamente che la Marina vinca a Taranto vuol dire anche un po' chi ha vinto Taranto, perché certo, la Marina e Taranto si intrecciano per molti punti di vista, per cui la presenza dei nostri migliori atleti in questa competizione ci ha dato la soddisfazione, dato a noi e alla città la soddisfazione di vedere la bandiera della Marina sventolare sui gradini più alti. E dicevamo che appunto un ruolo centrale è stato quello rivestito dal Castello Aragonese. Che attività avete svolto all'interno? Il Castello Aragonese è stata la sede tecnico-organizzativa e logistica dell'evento, okay. Per cui, come dicevi giustamente, è stato istituito un villaggio atleti all'interno del Castello Aragonese, nella parte superiore, nella parte di Piazza d'Armi, mentre sulla banchina si sono svolte tutte le attività tecnico-operative, dalla partenza all'arrivo al posizionamento dei giudici, dei cronometristi, per cui siamo stati il fulcro della manifestazione, di questa importante manifestazione, che devo dire mi ha favorevolmente stupito. Ne ho viste organizzate tante, per la capacità organizzativa che ha avuto la città di Taranto, il comitato stesso organizzatore del Mediterraneo. E sono stati veramente molto bravi, molto professionali, lungimiranti e molto molto corretti nella gestione dell'intero evento. Di quante persone parliamo? Perché l'altro aspetto importante è che magari di tutti questi atleti, di tutti coloro che girano intorno al mondo dello sport, magari non tutti conoscevano il castello, e quindi questa bellezza tutta pugliese e, mi permette di dire, tarantina, e quindi anche questo è un altro aspetto positivo, la valorizzazione di un bene della città. Assolutamente, parliamo di circa 200 atleti con i loro entourage, più ovviamente gli stendisti del villaggio degli atleti, nonché l'apertura al pubblico dello stesso villaggio. Quindi parliamo di qualche migliaio di visitatori che ha insistito sul Castello Aragonese in questo weekend, ma non solo sul Castello Aragonese. Le ringhiere del canale navigabile, lo stesso ponte girevole era gremito di gente, perché la manifestazione aveva rilevanza nazionale e la presenza di Gregorio Paltrinieri sicuramente ha dato un grosso valore aggiunto alla stessa manifestazione, per cui ha catalizzato l'attenzione dei tarantini, che scopro con piacere si avvicinano sempre di più a questa tipologia di manifestazione, agli sport nautici ed acquatici che devono essere connaturati con la città di Taranto. Certo. Abbiamo parlato degli eventi che sono appena trascorsi di questa settimana a Dominated Water, ma non c'è neanche il tempo di riposarsi, che nel prossimo weekend si ricomincia, c'è dell'altro. Si ricomincia il prossimo weekend, collaboreremo con la SD Il Paio di Taranto per l'organizzazione del campionato italiano di canottaggio sedile fisso, che si svilupperà nelle acque del Mar Grande, e che vedrà di nuovo correttamente centrale
anche per la sua posizione geografica, il Castello Aragonese in questa manifestazione. Ecco, ci sono tante iniziative che insomma si susseguono nel corso dell'anno, i rapporti della Marina Militare con non solo gli enti pubblici ma anche associazioni come il Palio di Taranto. È un impegno che insomma vi richiede uno sforzo significativo. È un impegno che richiede uno sforzo e che trova le sue radici in un protocollo esistente tra il Ministero Difesa ed il CONI, per cui le forze armate nei limiti delle attività istituzionali a cui sono ovviamente delegate dal governo, partecipano e collaborano con le associazioni sportive dipendenti dalle varie federazioni per l'organizzazione di eventi, ma anche per la promozione sportiva. La Marina Militare in particolare ovviamente si rivolge agli sport acquatici e agli sport nautici, per cui oltre ad essere un piacere collaborare con le realtà cittadine per la promozione sportiva, è anche un dovere istituzionale. Ecco, io ricordo che insomma la mia memoria dell'Accademia di Livorno, quando sono stato un allievo ufficiale di complemento, devo dire che l'attenzione, ovviamente anche e soprattutto per gli sport acquatici, era significativa, era importante, ma non si disdegnava neanche l'attenzione a tutto quello che in qualche modo era il mondo dello sport più in generale, quindi questo si riversa poi anche ovviamente fuori dall'Accademia nelle attività quotidiane. C'è in programma qualcosa di grande, di grosso, come c'è stato negli anni scorsi? Avete dato per esempio un grande contributo alla manifestazione dello scorso anno di SailGP. Sì, diciamo che l'amministrazione comunale non ha mai abbandonato l'idea, è stato un successo il 6GP, per cui con tutta probabilità stanno esplorando la possibilità di ripetere l'esperienza e l'iniziativa. Non dimentichiamo che nel frattempo tutte queste manifestazioni, grosse manifestazioni, sono oserei dire indispensabili per il Road to Taranto 2026, quindi per i giochi del Mediterraneo. Abbiamo dei giochi del Mediterraneo, anche la Marina immagino insomma dovrà giocare la sua parte in qualche modo. La Marina offrirà il suo concorso, ha garantito sicuramente il suo concorso sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista tecnico organizzativo, per cui saremo in corsa accanto al Comune di Taranto per tagliare questo traguardo importantissimo dei giochi del Mediterraneo. Ecco, ne approfitto per fare una domanda invece che con lo sport in questo momento non c'entra, ma ha a che fare con la centralità del Castello Aragonese. Abbiamo visto tutti lo spettacolo della Vespucci che insomma ha attraccato in canale navigabile qualche settimana fa, comandante Lamana e anche ovviamente principalmente il comandante del Castello Aragonese. Che numeri incredibili avete fatto? Il Vespucci è una nave che attira tantissime attenzioni. Abbiamo avuto circa 11.000 visitatori il venerdì e circa 13.000 il sabato, quindi siamo arrivati a quasi 23.000 visitatori in meno di un weekend, in un giorno e mezzo. La cosa bellissima è che ho visto gente fare file per ore, perché la fila partiva praticamente dal monumento del marinaio e arrivava fino al castello, e devo dire che era gente che non si è lamentata, era gente che era lì tranquilla con le famiglie, che aspettava, era quasi felice in qualche modo anche di godersi quello spettacolo. Esattamente, hai colto perfettamente l'apprezzamento che io stesso, scorrendo la fila fino al monumento del marinaio, anche per rassicurare i visitatori che sarebbero riusciti a visitare la nave, che infatti è partita con 2 ore di ritardo proprio per garantire a tutti i tarantini la possibilità di visitarla, ho notato un'educazione, una compostezza davvero riguardevole, considerando il caldo, lo stress, la calca e le fino a 4 ore di fila che hanno dovuto fare i visitatori, provenienti peraltro da tutta la Puglia. Che bello, dai, questo è un gran bel segno. Allora insomma, storia, cultura, sport, mare, tanto lega questa città alla Marina Militare. Quindi prossimo evento sabato prossimo? Prossimo evento domenica prossima. Il campionato italiano di canottaggio sedile fisso, ma ho idea che ci rivedremo, Francesco, perché questa interazione con il comune di Taranto, con la città, sta crescendo e probabilmente ci saranno delle altre gradevolissime sorprese che vorremmo condividere con la città.